Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Veloce Athena Risaia TRGF con al largo Zephyrus GM che la scavalca. Mentre al largo vediamo Zaira dei Veltri che ci prova. Intanto Unicrec scavalca Athena, si sistema seconda. Partita meglio Tile-Étoile di Gambit Broad che già sposta all'esterno. Filippo Monti intanto 200 in 14,8. Numero 1 Athena Rompe Risaia Athena Risaia TRGF TRGF. Rimangono squalificato. quindi in 5 con al comando Zephyrus GM e Francesco Pettinari, che ora riduce il ritmo. Ne approfitta subito Tile-Étoile per spostare al largo ed avanzare. Intanto 31 i primi 400 metri con partenza da fermo. Subito ai fianco dei primi Tile-Étoile, mentre Gambit Broad si mantiene in quarta posizione lungo la corda. 600 in 46 scarsi. 15,8 la frazione. Tile-Étoile ora a metà strada tra Zephyrus CM e Unicrec, poi Zaira dei Veltri e Gambit Broad, lo svedese. Giro in 1 minuto e 6 decimi con Gambit Broad che ora sposta all'esterno e va a prendere la schiena di Tile-Étoile. Si forma un gruppetto compatto che ormai ha completato il primo chilometro, passato da Zephyrus GM in 1:15,9. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Tile-Étoile ad accompagnare il battistrada, poi l'altra pariglia formata da Unicrec e Gambit Broad, in coda Zaira dei Veltri. Qui davanti alle tribune 14,4, quindi ha cominciato a far sul serio la Saura di Filippo Monti, ma Zephyrus CM risponde da par suo. Sempre Gambit Broad in seconda pariglia, curva passata in 14,9, retta di là, posizioni ormai cristallizzate con Zephyrus GM in vantaggio, Tile-Étoile all'esterno, Gambit Broad mentre stenta un po' a mantenere il ritmo Zaira dei Veltri. La retta di là viene passata in 14,3 con Tile-Étoile che attacca, Gambit Broad in seconda pariglia al quale è venuta molto bene la corsa, poi ancora Unicrec seconda alla corda, insiste Tile-Étoile ma Zephyrus CM ancora in vantaggio. Siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo, Tile-Étoile cerca l'attacco finale, Zephyrus GM cerca di difendersi, ultimi 50 metri ma Zephyrus GM si difende, viene a vincere su Tile-Étoile. Al terzo Gambit Broad batte Unicrec. Bella vittoria in corso di testa per Zephyrus GM, il figlio di Ideale Luis, con Francesco Pettinari, il training di Lorenzo Baldi per la signora Maddalena Pesone. In percorso di testa, respinto con disinvoltura una comunque valida Tile-Étoile, la pacca nel posteriore di Francesco Pettinari. Quindi 2 al primo posto, il secondo posto per Tile-Étoile, il terzo Gambit Broad, al quarto Unicrec.